Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi voglio parlarvi delle 4 leggi fondamentali che sono alla base del percorso di perfezionamento di chiunque voglia insomma incamminarsi sul sentiero magico. Abbiamo parlato spesso di cosa comporta questo sentiero e il fatto che sia fondamentale innanzitutto essere molto fermi, molto disciplinati per quello che riguarda la correzione del sé. È necessario infatti una volontà molto ferma di osservare e correggere tutti quelli che sono gli aspetti interiori della nostra personalità, senza assolutamente chiamare in causa nessun altro al di fuori di noi stessi, dimenticandoci appunto del giudizio nei confronti degli altri, ma concentrandoci su di noi. Esistono comunque 4 leggi fondamentali a sostegno di quanti si incamminano appunto su questo sentiero e sono leggi, non sono le uniche, ma sono i pilastri portanti. Non per niente in alcune simbologie, in alcune immagini simboliche, la costruzione del Tempio è poggiata su 4 pilastri. Questi pilastri possono essere orientati secondo la croce cardinale e a ciascuno corrisponde appunto un elemento o un valore simbolico molto forte. Adesso li vediamo insieme per capire in quale chiave possiamo interpretare questi 4 pilastri e come farli nostri. Per cominciare abbiamo la primissima regola che viene chiesta a quanti si incamminano su questo sentiero è la regola della segretezza. Si potrà vedere in 2 chiavi questa regola. Innanzitutto una regola che tendeva a proteggere gli insegnamenti iniziatici dagli occhi dei curiosi, dei profani e di coloro che non sarebbero stati in grado di utilizzare poi gli apprendimenti esoterici in modo nobile e giusto, secondo giustizia. E dunque era imposto a tutti di mantenere appunto il segreto iniziatico. Ma esiste un'altra motivazione molto forte e molto importante che va tenuta appunto in considerazione riguardo alla segretezza. La segretezza in realtà è un'opera di contrazione, significa che la persona, potremmo definirlo l'iniziando, contrae all'interno di sé le cose che sta apprendendo, dunque il suo lavoro è svolto verso l'interiorità e questa necessità appunto di segretezza sul lavoro di sé è come voler arrivare a una concentrazione di un determinato, per esempio metallo o distillato, se stiamo parlando in termini per esempio alchemici, no? Dunque, quando noi facciamo appunto i nostri distillati negli alambicchi, tendiamo a farne una forma concentrata. È chiaramente un riferimento simbolico, non sto parlando di una vera e propria operazione con gli alambicchi e con l'alchimia pratica, ma è una figurazione di quello che dobbiamo fare al nostro interno. Cioè noi nel momento in cui applichiamo la regola della segretezza è come se concentrassimo all'interno di noi queste forze che diventano dirompenti e fortissime, possono essere incanalate poi nel momento in cui è necessario poi manifestare delle cose. Come sempre, come dicevo appunto per la regola del silenzio, la segretezza, insomma è la stessa cosa, dobbiamo evitare lo svuotamento di queste forze e dunque concentrandole, facendole nostre, interiorizzandole e tacendo, noi carichiamo appunto le forze interiori. È appunto paragonabile a Saturno. L'elemento infatti che si può collegare alla segretezza è l'elemento piombo, e cioè la materia grezza che deve essere appunto lavorata. È quella materia che è molto terrigena, pesante e che richiede appunto tutta l'attenzione dell'iniziando. È collegato appunto a Saturno ed è orientato a nord. Questo è il primo pilastro.
Opposto al nord abbiamo il pilastro del sud, e al sud troviamo la fede. La fede può essere intesa come in modo duplice, così come la segretezza, che poteva essere appunto la necessità di proteggere gli insegnamenti, ma nello stesso tempo, ecco la seconda cosa, cioè la necessità di condensare e concentrare con un'opera appunto di contrazione gli insegnamenti. La fede è duplice anche così, anche lei, e in un primo tempo può essere una fede passiva o letta in chiave passiva, dove c'è una appunto una accettazione dei dogmi, ma è un'accettazione appunto passiva, cioè si accetta così com'è il dogma, ma non c'è alcuno sforzo da parte della persona che accetta passivamente. In qualunque momento questa persona non dovesse più accettare queste cose, può sempre abiurarle, ma non avrebbe perso nulla. È diverso invece la fede magica. Non si intende infatti per fede magica, nella magia, scusate, per fede l'accettazione passiva, ma quella forza dirompente, quel fuoco che arde e che ci spinge a conoscere in prima persona. Dunque questa è la fede magica. La fede magica non ha nulla a che vedere con lo studio e l'imbibersi di sterili concetti, ma invece è fatta tutta sulle intuizioni che possiamo avere e che seguono sempre un'osservazione profonda. Dunque noi facciamo osservazione di noi stessi, ed ecco l'azione contraente, e poi ne riceviamo delle intuizioni. Queste intuizioni diventano regola, nel senso che nel momento in cui abbiamo l'intuizione folgorante, la folgorazione o l'improvvisa comprensione di un qualcosa, poi sta a noi con questa operazione attiva e entrare appunto nel merito, fare tutte le necessarie e dovute sperimentazioni e acquisire in modo permanente la nostra consapevolezza, comprensione o il nuovo stato dell'essere. La fede è paragonabile all'elemento oro e dunque corrisponde al sole. Ecco l'oro dell'alchimista. L'oro dell'alchimista è la materia grezza lavorata al fuoco e dunque ecco che è un qualcosa di personale, privato, completamente interiorizzato. È una conquista che l'iniziando fa, è un qualcosa che diventerà suo per sempre. È chiaro che a differenza della piura di dogmi accettati passivamente, perdere o distruggere questo pilastro vorrebbe dire mettere a repentaglio tutta la costruzione della piramide interiore, cioè di quello che è l'elevazione del proprio tempio. È chiaro che chi si mette sul cammino della conoscenza, chi si mette sul cammino iniziatico, deve farlo spinto dal più grande, dal più grande fuoco, deve essere la sua più grande volontà perseguire, cominciare e andare fino in fondo. Se mai avessi dei dubbi di non poterlo fare o di non poterlo fare nel modo giusto, è bene che si astenga dal cominciare. È un cammino senza ritorno, perché non si torna più come prima, si torna completamente trasformati ed è un sentiero che va compiuto giorno dopo giorno con grandissima volontà, ed ecco che poi arriviamo al prossimo pilastro, e dunque ogni cedimento può mettere a repentaglio tutto quello che è stato costruito, con conseguenze comunque da non sottovalutare, perché ci si mette in crisi proprio come persone, come esseri viventi, come esseri umani. Dunque è bene appunto avere una fortissima determinazione, questo fuoco dirompente che alimenta questa ricerca. Deve essere assolutamente qualcosa di attivo. A livello passivo non resta nulla, bisogna proprio conoscere in prima persona, questo è fondamentale.
L'altro pilastro è appunto, come ho già anticipato, il pilastro della volontà, ehm, e a cui si oppone il pilastro della fantasia. La fantasia è importantissima. Se noi abbiamo per fede, abbiamo l'elemento maschile, perché il sole riconduce all'elemento maschile e pertanto per un iniziando la figura del sole, oltre a essere il padre, e dunque l'energia creatrice che si rispecchia nella figura del maestro, a cui l'iniziando per scelta, perché non è imposto a nessuno di seguire pedissequamente gli insegnamenti di un maestro, ma lo deve fare per scelta, perché si mette in discussione e accetta che qualcuno lo aiuti a mettere le basi del suo tempio, che poi una volta che ha posto le basi iniziando proseguirà da solo, perché questo è il sentiero magico. C'è bisogno sì di qualcuno che ci indirizzi, che ci guidi, ci sostenga e ci dia una struttura al nostro percorso, alla nostra crescita, ma la crescita poi dipenderà da noi. Ma è chiaro che rifarsi a un maestro è importantissimo, perché un maestro ha come scopo quello di temprare l'iniziando, l'allievo deve essere temprato. Molto spesso non è detto che l'allievo comprenda sempre le richieste del suo maestro, il maestro non deve dare spiegazioni, ma deve fare in modo che l'allievo arrivi da sé al perché delle cose, e un buon allievo esegue comprendendo che c'è sempre un motivo dietro. In alcune scuole, infatti, possibilmente il maestro chiede delle cose anche non comprensibili subito, oppure per mezzo di stratagemmi, di piccole menzogne, gli chiede delle cose e poi dirà che gli aveva chiesto tutto il contrario, e il suo allievo dovrà distruggere quello che ha costruito e ricostruire da capo. Penserete che è un'assurdità, che è una follia, ma in realtà non si gioca, non si sta giocando. Quando ci si espone nel sentiero magico, ci si rende conto che l'operatore lo fa in prima persona. In prima persona ha a che fare con leggi, entità e cose che sono al di sopra del suo controllo, a meno che non abbia sviluppato appunto con ferrea determinazione tutta una struttura, e che abbia conosciuto le leggi in modo corretto e che le sappia applicare proprio in prima persona, perché in quel momento in cui opera non c'è qualcun altro al posto suo, deve poi essere forte, consapevole, capace di gestire le situazioni sul momento. Dunque non c'è mai abbastanza gratitudine nei confronti di chi ci tempra e chi ci dà gli strumenti per essere forti e fermi e soprattutto risolutivi, poiché possiamo compiere tanti sforzi e non ottenere nulla. Invece la guida ferma, che non è per forza qualcuno che ci dice devi fare così, così e così, ma qualcuno che ci dice cosa fare e poi lo nega. Cioè è un qualcosa che va compreso, perché non è soltanto una guida su come si fa, ma è un qualcuno che ci plasma nell'essere. Nello stesso momento il maestro a sua volta è soggetto alle leggi della giustizia, dunque deve fare le cose nel modo giusto, deve essere giusto secondo le leggi divine. Dunque anche a sua volta il maestro è assoggettato, non è mai, nessuno mai è arrivato, siamo sempre tutti assoggettati a qualcosa, ma il maestro ne è perfettamente consapevole e usa queste cose dentro di sé e poi fa giungere anche l'allievo a queste stesse comprensioni. Questa è la figura del maestro, e ritorniamo appunto al simbolo del sole. Contrapposto al sole c'è il simbolo della luna. Mentre il sole è il padre, la luna è la madre. Dunque la luna chi è? La luna è la maestra, non può esistere un maestro senza maestra, come non esiste un mago senza maga. Tutte le storie o le discipline che prevedono solo la figura del maestro sono squilibrate e sono maschiliste.
non solo non svilupperanno nell'iniziando le giuste proporzioni. La maestra perfetta è il grembo materno, il grembo lunare, la fantasia. Dunque c'è il rigore, la fede, la determinazione scientifica contrapposta all'intuizione e all'apertura più femminile, appunto verso l'inconscio e quelle che sono appunto le percezioni interiori del mondo emotivo, ma anche del mondo proprio lunare, vero e proprio. Dunque, mago, maga, maestro, maestra, sole, luna. È importantissimo che comprendiate che l'equilibrio si fonda su appunto l'uso armonioso degli opposti, e un iniziando ha necessità di un maestro e di una maestra, e poi completerà dentro di sé il maschile e il femminile. Dunque, contrapposto al Sole abbiamo a sostegno, dunque non è una contrapposizione negativa, ma è una collaborazione dei due opposti, e dunque abbiamo la fantasia. Cosa vuol dire questo? Significa che tutto si fonda su un'immagine nuova che noi vogliamo creare. Se esiste appunto una realtà che è disarmonica, l'iniziando, l'operatore, il maestro, la maestra, il mago, la maga, creeranno una nuova visione, e questa nuova visione è fatta appunto dalla fantasia, dall'immaginazione, che a questo punto diventa una forza non più vista come una perdita di tempo, come qualcosa di frivolo, ma come qualcosa che si pone al servizio di una creazione, qualcosa che precede appunto l'atto di volontà. Prima immaginiamo e poi con l'atto di volontà diamo una struttura alla nostra immaginazione. Ecco che dunque l'argento si contrappone all'oro, l'argento è associato, il metallo associato alla luna, e abbiamo, ecco qui, il nostro terzo pilastro. L'ultimo pilastro, come abbiamo accennato, è la volontà. Dunque cosa abbiamo? Abbiamo inizialmente una contrazione, la segretezza, cioè l'osservazione del sé e la concentrazione di quelle che sono le nostre forze, invece che la dispersione. Una concentrazione che ci permetterà poi, con un atto di fede, e cioè la conoscenza in prima persona, con l'immaginazione, e cioè la volontà di creare, ci permetterà poi di agire attraverso appunto la volontà vera e propria, che è associata a Mercurio. Mercurio infatti porta con sé i significati del metallo, che è un metallo fluido, che è il mercurio, e dunque ci mostra come questo doppio aspetto di rigidità del metallo e fluidità della sua consistenza portano poi iniziando il mago o la maga alla realizzazione della sua opera. Cosa significa questo? Che accettiamo appunto che non basta avere un'immaginazione delle cose, ma bisogna darsi una struttura, bisogna costituire un piano, bisogna agire per portare a conseguimento quanto appreso, sperimentato e immaginato. Senza la volontà, dunque, è come se mancasse una delle fondamenta di questa struttura. Abbiamo dunque la figura del quadrato magico. Anche qui richiama, come sempre, ogni figura formata da 4 elementi richiama appunto il tetragrammaton, il sacro nome che porta i più alti misteri dentro di sé. Abbiamo appunto questa figura importantissima che forma la base della struttura proprio individuale di chiunque si ponga su questo sentiero, su questo percorso, e da questi 4 angoli che corrispondono, come abbiamo detto, alla croce cardinale, si sviluppano verso l'alto
proprio per la ricerca della verità e della fonte suprema di ogni cosa, dunque si elevano e si congiungono proprio verso quest'unica direzione. Ecco che si sviluppa geometricamente la figura della piramide. Dunque la piramide è la nostra essenza, la nostra personalità che viene ripulita, forgiata al fuoco e con la volontà, con la fede attiva, con l'immaginazione e con la segretezza, si innalzano verso la verità, ed ecco che abbiamo anche qui che la verità è il quinto elemento, e dunque siamo con i cinque appunto elementi fondamentali alla base appunto di ogni cosa. Io spero di avervi dato un motivo di riflettere e di avervi dato anche qualche conoscenza esoterica in più, qualcosa che si fonde fra magia, alchimia e appunto anche l'astrologia, se vogliamo, perché tutto, ricordiamoci, tutto è parte di una verità più grande, ma spetta a noi sondare, imparare, bruciare col fuoco vivo del desiderio di conoscere, di apprendere. Ricordiamoci che il divino, Dio, la fonte suprema, ci pungola, spera in questo, desidera che noi conosciamo in modo attivo, non è accettazione passiva, e soprattutto ricordiamoci è equilibrio maschile e femminile, non lo dimentichiamo mai. Grazie per avermi ascoltato fino qui e vi rimando al prossimo appuntamento, alla prossima condivisione. Un grandissimo abbraccio dalla vostra Hildegarda. A presto.